scontro tra Comune e Provincia di Venezia e la SAVE per il controllo dell'aeroporto, saltata la fusione proposta da Marchi. Cresce di oltre 4 punti il traffico crocieristico a Venezia, il settore è uno dei pochi a tenere. BTP ha diffuso i dati oggi. Un marocchino ubriaco ruba l'auto a un 70enne per tornare a casa minacciandolo, è accusato di rapina e sequestro di persone. Benvenuti a questa edizione della TG di Televenezia. In primo piano oggi lo scontro tra Comune e Provincia di Venezia da una parte e la SAVE di Enrico Marchi dall'altra per il controllo dell'aeroporto veneziano. Terzo scalo aeroportuale italiano e struttura preziosissima per i contatti internazionali di Venezia. La bocciatura della fusione della società che controlla l'aeroporto con la SAVE ha suscitato una dura reazione di Enrico Marchi, a cui sono seguite repliche dello stesso tono. I dettagli nel servizio. L'aeroporto di Tessera continua a rimanere sotto il controllo degli enti pubblici. Stamane Comune e Provincia di Venezia hanno bocciato la proposta di fusione della società Marco Polo Holding nella SAVE SpA. Significa che a fusione avvenuta l'aeroporto veneziano sarebbe passato sotto il controllo dei gruppi privati e in particolare di Enrico Marchi, attuale presidente della SAVE SpA, la società che gestisce l'aeroporto veneziano. Dura la reazione di Marchi, che ha definito Comune e Provincia una zavorra, e si è augurato che lo scalo aeroportuale si possa liberare presto di questi due enti in virtù dei vincoli a cui sono obbligati. La fusione sembra comunque soltanto rinviata all'aprile del prossimo anno, data da cui i soci di maggioranza saranno comunque liberi di acquistare azioni della società senza il passaggio di un'OPA. Secondo Marchi, Comune e Provincia hanno perso l'occasione di rastrellare nel mercato 6 milioni di euro che potevano servire per ridurre le tasse e ha accusato le due giunte, una di centrosinistra e una di centrodestra, di avere nostalgia del periodo in cui la SAVE era la dépendance del PC. All'assemblea straordinaria era presente il vice sindaco del Comune di Venezia, Sandro Simeonato, che ha preferito non replicare. Già nei giorni scorsi il sindaco di Venezia, Giorgio Orsoni, si era espresso contro il progetto di fusione. Ha replicato alle accuse invece il presidente della provincia di Venezia, Francesca Zaccariotto, anch'essa presente all'incontro, chiedendo a Marchi di rispettare di più la politica e le sue istituzioni. Se un parere diverso lo disturba, ha concluso Zaccariotto, ciò dimostra la sua incapacità di gestione. Il sindaco di Venezia Giorgio Orsoni, che oggi si trovava a Bolzano in occasione della riunione del comitato fondatore della candidatura di Venezia a capitale della cultura, ha definito in un comunicato inaccettabili le dichiarazioni del presidente di SAVE Enrico Marchi. L'unico che conserva posizioni nostalgiche sembra essere il presidente Marchi, evidentemente impegnato a perseguire il suo progetto di impadronirsi definitivamente di una società concessionaria pubblica, ha detto il sindaco nella nota, che ha continuato accusandolo di gestire con una logica di assoluto contrasto, anzi di conflitto con le istituzioni del territorio. Il sindaco poi ha invocato l'intervento degli enti che detengono il potere di sorveglianza sul concessionario aeroportuale affinché valuti l'idoneità a condurre una società così importante di un uomo che non nutrirebbe, secondo Orsoni, alcun minimo rispetto per le istituzioni, data l'inaudita violenza e aggressività tenuta in assemblea. Infine il sindaco ha concluso che 8 euro ad azione era un prezzo troppo basso. E intanto a Bolzano è stato nominato presidente del comitato promotore per la candidatura di Venezia a capitale europea della cultura Innocenzo Cipolletta. Cipolletta ha già indicato tra i suoi collaboratori Francesco Borga, per lungo tempo direttore di Confindustria Veneto, ed è stato anche presidente di Veneto Sviluppo per alcuni anni. E ora la Regione Veneto, a Venezia slitta di una settimana il controllo delle spese dei gruppi consigliari. Tutti i partiti parlano di tagli ai compensi, ma nessuno prende iniziative. Non si muove ancora nulla a Palazzo Ferrofini sul fronte dei fuoribusta senza pezze giustificative. Il collegio dei revisori, che avrebbe dovuto controllare i conti dei gruppi politici già a partire da lunedì scorso, non si riunirà prima del 9 ottobre. Slitta dunque di una settimana abbondante quella che doveva essere un'operazione di controllo e magari di pulizia. Il presidente del Consiglio regionale, Clodovaldo Ruffato, non intende inoltre presentare proposte per sforbiciare i costi della politica, anche se rimane confermato
confermata la convocazione di una riunione dei capigruppo come chiesto da Federico Caner, capogruppo della Lega. Ruffatto ha annunciato che intende aspettare il decreto del governo Monti annunciato per giovedì prima di usare le cesoie, se saranno usate. Intanto i partiti in Consiglio cercano di rinnovare l'immagine appannata dallo scandalo dei rimborsi fissi esentasse. Continua ad esempio la raccolta di firme promossa dai due consiglieri del PD, Lucio Tiozzo e Piero Ruzzante, con cui intendono chiedere la convocazione di un consiglio straordinario sui costi della politica in regione. I due consiglieri vogliono anche la presenza di Luca Zaia perché è tempo, hanno affermato, di dire basta agli spot, perché è ora di accogliere, hanno detto, le direttive contenute nel decreto del governo. Ora il PD, che ha intascato per anni il rimborso spese fisso senza pezze giustificative, cambia linea e chiede rimborsi soltanto per spese sostenute. Anche Flavio Tosi, che pure ha beneficiato del fisso per 2 anni e mezzo, ora ne chiede l'abolizione e chiede anche la riduzione dei compensi, dato che lui come sindaco di Verona percepisce soltanto 4.100 euro netti al mese, circa la metà. Alza la posta addirittura Alberto Giorgetti del PDL, il rimborso, dice, va abolito. E domani nel frattempo si terrà una seduta straordinaria della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome per valutare il testo del Governo in materia di finanza e funzionamento delle regioni e degli enti locali. E ora cambiamo argomento, il comparto crocieristico veneziano è in buona salute, anzi continua a crescere, nonostante il braccio di ferro con il comitato No Grandi Navi. I dati positivi sono stati diffusi dalla società Venezia Terminal Passeggeri oggi, che ha sottolineato come il comparto sia uno dei pochi in attivo nel veneziano. Navi da crociera a Venezia con il vento in poppa. Nel 2012 è aumentato del 35% il numero di approdi a Venezia effettuato dalle compagnie di crociera nordamericane rispetto alla stagione 2011. È il dato reso noto oggi dalla società VTP che gestisce la stazione portuale passeggeri veneziana, in occasione dell'annuncio della sua partecipazione alla seconda edizione di Italian Cruise Day, l'appuntamento annuale della crocieristica che quest'anno si terrà a Genova il 5 ottobre. Il settore va dunque a vele piuttosto gonfie nonostante la guerra del comitato No Grandi Navi. Nei primi 7 mesi dell'anno, inoltre, tutto il traffico passeggeri, non soltanto quello delle navi americane, è cresciuto e la percentuale si aggira sul 4,5% di aumento. A Venezia operano 41 compagnie di navigazione, di cui 25 europee, e per tutto l'anno propongono 159 itinerari della durata variabile, coinvolgendo 150 porti e 34 stati, generando nel bacino mediterraneo 4.200.000 movimenti. Il trend di crescita del settore è costante dal 2005 e da 1.700.000 passeggeri di 7 anni fa Venezia è passata ai 4 milioni di movimento nel 2011. L'amministratore delegato di Venezia Terminal Passeggeri Roberto Perocchio non ha perso occasione per ricordare che in un momento difficile per l'economia del veneziano questo mercato rappresenta una risorsa per l'indotto della città e per i territori limitrofi. VTP presenterà a Genova il circuito Italian Cruise Terminal Professionals, che comprende 4 scali strategici per il sistema adriatico e mediterraneo: Ravenna, Cagliari, Catania e Brindisi. Il giorno dopo l'arresto dell'ex proprietario del gruppo Pansac, Amira c'è area di rivincita e l'azienda oltretutto si sta rimettendo in piedi con buona pace delle 600 famiglie che vi dipendono. Altra notizia positiva dopo quella del settore crocieristico che sta andando bene. Si respira aria di rivincita tra i sindacalisti e i lavoratori della nuova Pansac di Mira dopo l'arresto dell'ex principale Fabrizio Lori. Per i lavoratori non cambia nulla. La fabbrica, dopo essere giunta sull'orlo del fallimento a causa della distrazione di ben 19 milioni di euro per opera di Lori, ora è in ripresa. Il commissario straordinario, il tenace avvocato Marco Cappelletto, ha fatto ripartire nello stabilimento di Mira una decina delle 40 linee che funzionavano prima della chiusura dei conti degli istituti bancari. Cappelletto ha anche ripreso i contatti commerciali e i clienti sono tornati a rifornirsi da Pansac. L'azienda è ancora appetibile grazie al brevetto dei film spergofrato di pannolini, al punto che proprio nel giorno dell'arresto di Lori è stato pubblicato l'avviso di vendita del gruppo e giovedì sul tavolo del Ministero dello Sviluppo Economico si incontreranno il commissario straordinario, le organizzazioni sindacali e i funzionari. Sono in ballo 600 posti di lavoro.
E ora la cronaca nera, in preda ai fumi dell'alcol, un ventenne di nazionalità marocchina ma nato in Italia e residente a Martellago ha sequestrato a Quarto d'Altino un settantenne e gli ha rubato l'auto. Ora si trova agli arresti domiciliari ed è stato rintracciato dai carabinieri della stazione di Meolo. L'extracomunitario è accusato di reati gravi come il sequestro di persona e la rapina, ma in realtà lui voleva prendere l'auto e andare a casa propria. È accaduto la domenica mattina alle 8 all'uscita del bar Fanny di Quarto d'Altino. Monsif Karawak, questo è il suo nome, ha atteso di veder salire in un'auto, un Audi 5, un uomo, è entrato improvvisamente nell'auto costringendolo a partire. Lo ha costretto a guidare lungo un percorso casuale, ma giunto in via Piave l'uomo, la vittima diciamo, è riuscito a fuggire e il marocchino ha proseguito impadronendosi della vettura. Nel pomeriggio è stato trovato nella sua abitazione a Martellago e anche l'auto era nei paraggi. Altra notizia di cronaca nera, blitz nel mercato ittico all'ingrosso di Chioggia, trovati 3,5 quintali di pesce senza etichetta riguardo la tracciabilità. Una ditta in una cella frigo aveva 16 casse di carpe, una cassa con pesce siluro e 26 casse di cefali senza etichette e documenti fiscali ed è scattato il sequestro e la multa. E ora qualche secondo di pubblicità, rimanete con noi, torniamo subito dopo. Sabato 13 e domenica 14, Linea 80 Camper e Caravan ti aspetta per un'incredibile porte aperte. Linea 80, la tua concessionaria Burstner e Roller Team, propone i nuovi arrivi 2013, noleggio camper nuovi e una vasta gamma di usati garantiti anche ex noleggio. Linea 80 e anche market accessori, assistenza e parcheggio. Linea 80 realizza la tua voglia di libertà in via Orlando, Campalto, Venezia. Ricorda, 13 e 14 ottobre, irripetibile porte aperte. Per info linea80.net. E ora diamo uno sguardo all'area metropolitana, iniziamo dalla provincia di Venezia, dove i primi dati riguardanti la vendemmia sono tutt'altro che lusinghieri. Sentiamo perché. Grandine e siccità hanno penalizzato la vendemmia 2012, con un calo della produzione in Riviera del Brenta e nel Miranese del 30, anche 40%. A fornire i dati è Fabio Olivieri della Coldiretti, che parla di danni per centinaia di migliaia di euro per le 4 cantine sociali della zona. Quest'anno la produzione si aggira sui 60.000 ettolitri, il 30% in meno rispetto al 2011. Gazebo e raccolta di firme a Spinea contro i parcheggi blu. La mobilitazione è promossa dal PDL e punta a costringere la giunta di centrosinistra, guidata da Silvano Checchin, a retrocedere sugli stalli a pagamento in arrivo dal prossimo anno. Commercianti e residenti sono dunque invitati in piazza o al Villaggio dei Fiori per firmare la petizione. Sono aperte le iscrizioni alla 12ª edizione della Settimana Web, che prenderà il via il 19 ottobre a Marcon. L'iniziativa, promossa dalla provincia, si concluderà il 9 novembre e prevede 2 corsi, uno per principianti e uno più avanzato. Le iscrizioni sono gratuite fino ad esaurimento dei posti. Basta rivolgersi all'ufficio Relazioni col Pubblico. Ci spostiamo ora nella Marca Trevigiana, dove un'indagine epidemiologica evidenzia quali sono le parti del corpo più colpite dalle malattie. Ecco cosa ne risulta. Allarme tumori nella popolazione della Marca. Polmone, prostata, colon e mammella sono le parti del corpo più colpite dal cancro, secondo i dati forniti dalla LILT, la Lega Italiana contro i Tumori. In totale, nelle 3 ULSS della provincia, Treviso, Pieve di Soligo e Asolo, i nuovi casi riscontrati nel 2011 sono stati 5.535. I più colpiti sono gli uomini. Sarà la 23enne Antea Magaldi a dirigere il nuovo film su San Tiziano, patrono della diocesi di Vittorio Veneto. La Magaldi, che come attrice ha debuttato nella Marcolfa di Dario Fo, è alla sua prima esperienza come regista e sarà affiancata dall'aiuto Ferdinando De Laurentiis. Le riprese inizieranno a novembre ad Eraclea, il corto dovrebbe essere pronto a gennaio.
Un concorso di fotografia è l'ultima iniziativa dell'Assessorato alla Cultura nell'ambito della campagna di sensibilizzazione per il restauro delle mura medievali di Castelfranco. Ai partecipanti viene chiesto uno scatto che sintetizzi la propria personale visione del manufatto. Le foto migliori saranno esposte in una mostra e stampate in un catalogo. Andiamo infine nel Padovano per parlare di soldi, risparmi e rimedi anticrisi. Si chiama Euro in Tasca ed è la nuova iniziativa con la quale il Comune di Albignasego e l'associazione Punto A cercano di promuovere il commercio locale. In pratica, ogni 20 euro di spesa si ha diritto ad un buono da €1, buoni cumulabili e spendibili nei circa 80 negozi che hanno aderito. La nuova ricetta anticrisi sarà valida fino al 31 dicembre. Grazie a circa 150.000 euro di spesa concessi dalla Regione, Ponte San Nicolò può far partire una serie di interventi programmati da tempo, come il rifacimento di marciapiedi e impianti elettrici, la ricostruzione di una rotonda danneggiata e così via. A breve il Comune sannicolese tenterà di liberare ulteriori risorse in virtù del patto di stabilità verticale regionale. Si è conclusa senza spettacolo pirotecnico la sagra di San Michele Arcangelo che ha animato Sant'Angelo di Piove, una scelta ben motivata da parte degli organizzatori, tra i quali Comune, Comitato, Parrocchia e Sant'Angiolese Calcio. La cifra destinata ai fuochi d'artificio è stata infatti devoluta a favore di un paese dell'Emilia colpito dal terremoto. E ora la cultura è il rosa, il colore di moda in questo periodo a Mestre e a Venezia. Anche quest'anno, per tutto il mese di ottobre, si svolgerà la rassegna Donne in città, dedicata ad arte, storia e letteratura al femminile. Sentiamo quali sono gli appuntamenti più importanti. Autunno rosa a Mestre e Venezia. Con Donne in città per tutto il mese di ottobre si parla al femminile, anticipando il tradizionale appuntamento del Novembre Donna. L'iniziativa, promossa dal Comune e dal Centro Donna, affronta il rapporto delle donne con la città, un rapporto che non è spesso sufficientemente in evidenza. Non a caso, spiega Tiziana Agostini, assessore comunale alla cittadinanza delle donne, si partirà il 5 ottobre alla Biblioteca Civica di Mestre con un incontro pubblico sul tema La città amica, abitare al femminile. Verrà presentata una ricerca dove si chiede a 500 donne venete di indicare quale dovrebbe essere la loro città ideale dal punto di vista dei servizi essenziali, della sicurezza e del tempo libero. La rassegna in rosa continuerà al Candiani, dove il 12 ottobre ci sarà il vernissage della mostra di fotografia al femminile Notte Tempo, mentre il 27 ottobre, giorno del finissage, si terrà un reading letterario. Giovedì 18 ottobre al Teatro Fondamenta Nuove sarà la volta dello spettacolo Toponomastica al femminile, con storie di donne veneziane che si ispirano al nome dei luoghi indicati nei nissioetti. E a proposito di toponomastica, Venezia vanta un bel primato. Nel 2012 risulta essere infatti il primo comune in Italia per numero di nuove strade dedicate a donne. Da non perdere poi l'appuntamento del 23 ottobre a Ca' Bernardo con la presentazione del libro La quarta sponda di Daniele Comberiati. Racconta storie di donne etiopi, somale e libiche che hanno subito violenza dai soldati italiani all'epoca delle colonie. E prima di passare al meteo, un'altra notizia: vi segnaliamo una mostra che sarà aperta dal 5 fino al 28 ottobre negli splendidi spazi espositivi di Ca' Zanardi. Fausto Brozzi organizza una mostra d'arte che vedrà la presenza di 30 artisti da tutto il mondo: pittura, scultura, fotografia, design e letteratura, ovvero tutte le forme di arte intese nella sua forma migliore. E ora vediamo cosa ci riserva il meteo nei prossimi 3 giorni.
Fino a sabato variabile a tratti soleggiato con lievi disturbi. Giovedì 4 ottobre, alternanza di nuvolosità e sereno, non piove, foschie sparse e qualche nebbia al mattino, temperature diurne in leggero aumento, superiori alla media stagionale, mare calmo. Venerdì 5 ottobre, ancora variabile con nuvole e schiarite, nebbie mattutine, valori stazionari, mare calmo. Sabato 6 ottobre, sempre variabile con alternanza di sole e nubi, foschie sparse, livelli termici in salita. Domenica 7 ottobre, aumenta la nuvolosità con probabili precipitazioni, foschie notturne, escursione termica in diminuzione. La marea di giovedì 4 ottobre è normale, la massima alle 12:50 70 cm, la minima alle 19:30 5 cm. Bene, con questo era tutto, grazie per averci seguito, grazie per averci scelti, buon proseguimento.